Entrano nel vivo i riti pasquali, stamani dalla cattedrale, inizio della processione con Gesù appassionato, quindi presso il santuario dell'Addolorata, l'incontro dei simulacri di Gesù con la Madonna, a seguire a Sant'Alfonso la crocifissione. Un momento, quello di oggi, che ha visto la partecipazione di tanti fedeli delle due arciconfraternite, i seguaci della Madonna e del Cristo. Poi stasera alle 20 l'inizio della processione per le vie della città, con l'urna e il simulacro dell'Addolorata a seguire. Il momento più importante dal punto di vista tradizionale, ma il punto di vista centrale è sempre la Pasqua. Guardare alla croce, a Gesù appassionato, Maria Addolorata, non può che rinviarci al momento del sepolcro vuoto, quando Maria va a cercare quel figlio che è disperso. Il Venerdì Santo è il luogo della contemplazione del dolore, della passione, di tutti quei dolori che sono stati ricordati poco fa nell'incontro tra i due simulacri, di tutte quelle violenze che affliggono l'umanità, di quel dolore che ci portiamo dentro. In maniera particolare in questo anno abbiamo ricordato le donne vittime delle violenze. L'incontro di Gesù con la Madre dice anche una redenzione che deve toccare profondamente i cuori di ciascuno di noi. Cosa rappresenta la Pasqua per i cristiani? In un momento in cui il pensiero filosofico della cristianità sembra essere un po' più sbiadito e con l'incalzare anche di queste preoccupazioni dell'ISIS e di altre religioni che sono molto più fondamentaliste del cristianesimo. Meno pensiero filosofico e più ritorno al Vangelo, significa radicarci profondamente in quello che è il messaggio che Gesù col suo Vangelo ci ha dato, che c'è una pace che lui porta tra Dio e l'umanità e che questa pace l'umanità può vivere in sé. Agrigento sta vivendo bene questi 3 giorni, ieri sera abbiamo visto la lavanda dei piedi, la messa crismale, insomma un impegno dell'arcidiocesi notevole anche nell'organizzare la Santa Pasqua. La città vive sempre bene il trido della Settimana Santa e partecipa in maniera particolare al Venerdì Santo. Credo che c'è una richiesta che nasce dalla partecipazione, che poi è espressione un po' della fede del cuore interiore, che è quello di recuperare i veri valori partendo proprio da quelli che ci lascia Gesù con la sua croce. Ricordiamo gli appuntamenti di oggi fino a stasera? Alle 14 nella chiesa di Sant'Alfonso, speriamo per l'ultimo anno, speriamo di aprire la cattedrale e la crocifissione. Poi alle 18 l'azione liturgica presieduta dalla sua eminenza Monsignor Montenegro e alle 20 l'uscita dei simulacri della chiesa di Sant'Alfonso e la processione serale col messaggio del cardinale in piazza San Domenico. Oggi la processione cittadina con i simulacri di Gesù appassionato e della Madonna Addolorata per le vie della nostra città ci fanno pensare all'infinito amore di Gesù. San Francesco d'Assisi lo definì esagerato, ma è stato l'amore di Gesù che lo ha portato, l'amore di Gesù che ha portato lui, Gesù, alla morte in croce per la nostra salvezza. Ci auguriamo che i fedeli, i cittadini di Agrigento partecipino con attenzione e con fede a questi misteri che non richiedono soltanto una partecipazione esteriore ma una convinta partecipazione del cuore. Che significato assume in questo momento storico questi momenti di aggregazione e di preghiera? È sempre il ricordo della nostra fede cristiana che si fonda sulla passione e sulla resurrezione di Gesù. Arciconfraternita Maria Santissima Sette Dolori oggi presente a questo momento di grande preghiera. Sì, siamo oggi qui riuniti per ricordare la passione e morte di Gesù Cristo. Nel caso della Madonna Addolorata, dell'Arciconfraternita Madonna Addolorata, noi vogliamo esaltare l'umiltà della Madonna nel vedere suo figlio crocifisso ai piedi lei della croce, sopportare tutto il dolore del mondo e caricarselo sulle sue spalle. L'Arciconfraternita presente a questo momento di grande preghiera. Noi siamo qua oggi proprio per pregare il nostro Signore Gesù Cristo affinché la nostra città cambi veramente in tutti i sensi. Quindi noi siamo qua proprio per pregare il nostro Gesù per avere un futuro a questa città. Quindi siamo qua per invitare la cittadinanza a pregare Gesù e stare vicino alla Chiesa, vicino alla fede, vicino a Cristo Gesù.